Quello che io volevo portare a Premariacco era il simbolo dell'abbraccio, volevo iconizzare quell'abbraccio meraviglioso che loro ci lasciano, non con una statua. Non vi dico neanche di che cosa avevo pensato, comunque ripeto, era solo un inizio. Ovviamente scuso in parte il fratello Rado, perché comunque lui in testa adesso ha altro, mi sta un po' più diversamente sullo stomaco le parole dell'avvocato, perché al di là del fatto che non sono proprio così ignorante e incompetente che se devo dedicare una statua a qualcuno devi chiedere i diritti, devi chiedere, quantomeno in questo caso, devi chiedere il permesso alle famiglie. No, non mi interessava neanche l'autorizzazione, perché non metterei neanche i nomi dei 3 ragazzi, perché mi ha colpito l'abbraccio. Ho visto che ha risposto in malo modo, si sono irrigiditi, quindi l'ho già tolto dai miei pensieri. Non parliamo più di questo, non mi interessa più niente. Se poi la famiglia vorrà, io sono qua, sono pronto. Noi sabato chiudiamo questa parentesi in maniera religiosa, una Santa Messa a Iplis alle 19, la dedicheremo a loro. Spero che l'avvocato non mi chieda i diritti per fare la dedica alle famiglie, faremo questo in maniera religiosa e dopodiché per me la situazione è chiusa. C'è un po' di amarezza però, per come si è chiusa. Sì, perché l'intervento dell'avvocato, secondo me, in tutte e 2 le occasioni dove lui è intervenuto, non ha molta empatia con noi friulani. Ieri, mentre i giornali scrivevano questa conferenza stampa che ha fatto, mentre battevano le redazioni, io ero con suo fratello a mettere delle candele nella fora del Natisone. Lui e i suoi amici, io e i miei assessori, eravamo nel buco laggiù in fondo a mettere le candele per suo fratello. Io ero con lui, con il fratello. Approfitto di questo sfogo con te, da lì è iniziata con voi questa storia di iconizzare un abbraccio, grazie a un telespettatore, e con te la chiudiamo.